Abbiamo la fortuna e l'onore di avere nella redazione del quotidiano del Piave il generale di Corpo d'Armata Claudio Berto, comandante delle truppe alpine. Le chiediamo di raccontarci la sua esperienza nell'ambito degli alpini, ma soprattutto dell'esercito italiano. Bene, io fin da quando mi sono arruolato ho sempre pensato a me stesso come un alpino, poi le circostanze della mia professione mi hanno portato a essere anche generale, però la prima la considero l'opzione assoluta. Quando sono entrato in accademia pensavo soltanto di raggiungere i reparti di montagna perché nel mito, nella leggenda che coltivavo dentro me stesso erano la cosa più importante che io potessi fare nella mia vita. Ho cominciato ovviamente facendo l'accademia militare, ho frequentato poi la scuola di applicazione, sono stato mandato ai reparti operativi, la mia prima assegnazione è stata al battaglione Alpini Susa, subito dopo sono passato alla brigata alpina Giulia, sono rimasto in Giulia 10 anni, una bellissima esperienza alla 12ª compagnia alpini del battaglione Tolmezzo, prima a Venzone e poi in quella della caserma Feruglio vicino a Udine. Tra le cose che ho fatto sono passato a Roma a comandare anche il reparto affari generali e naturalmente dopo di quello è cominciata una carriera da generale che mi ha portato a comandare la scuola militare alpina, a comandare la brigata taurinense, a comandare la scuola di applicazione e ovviamente adesso a comandare le truppe alpine. Si parla in questa fase storica di globalizzazione dell'indifferenza. Quanto è importante invece per i ragazzi? Noi vogliamo cogliere questa opportunità dell'intervista con lei per pensare nella loro vita professionale anche alla carriera militare, considerando le opportunità all'estero che dà anche questo. Ma io, se penso ai nostri ragazzi, alla fine penso un pochettino a me stesso, nel senso che la molla che mi ha portato a fare l'alpino era, oltre a tutto quello che ho detto, anche un po' questo senso di avventura, ciò che si può provare andando in paesi lontani, esotici, nel vedere gente nuova, nell'avere contatti con persone che non parlano la tua lingua, eccetera. Il senso di utilità per la comunità era una cosa che era importantissima per me e così come era importante per me io immagino che possa essere importante anche per i nostri ragazzi. Io credo che in tutti i ragazzi giovani ci sia una fiammella che arde, una fiammella che sia desiderio di avventura, di vedere cose diverse, non soltanto sempre soltanto gli soliti scenari, le solite cinema o cose di questo genere. Il nostro quotidiano valorizza molto la figura degli alpini, c'è grande affetto da parte dei cittadini dell'Alta Marca Trevigiana per tutto il corpo degli alpini e quindi il valore degli alpini per l'Italia, soprattutto nelle calamità naturali, vorrei ricordare. Sì, diciamo così, dal punto di vista statistico e meramente numerico, come si può dire, gli alpini, l'Associazione Nazionale Alpini rappresenta, di cui io faccio parte, rappresentano 350.000 tesserati, rappresentano diciamo così, un sistema di affezionati che sono parenti, amici, eccetera, che può raggiungere anche le 100.000 persone. Dal punto di vista invece della capacità di intervento, quindi operatività, noi parliamo di circa 16.000 persone che sono nel volontariato dell'ANA e che sono nella protezione civile. Io credo che ci sono cose che si possono fare e non si possono fare a seconda che possano, diciamo così, prendervi parte o farsene carico i nostri alpini. Sono veramente una grande forza a disposizione di tutti. Io credo che in questo momento, in questo proprio segmento di tempo che stiamo vivendo, non ci sia nulla di uguale, nulla di così capace di realizzare. Ecco, quindi un invito ai nostri giovani ad avvicinarsi a questo mondo, un invito anche a valorizzare sempre di più l'attività degli alpini che sono presenti non solo nei momenti difficili come ricordavamo prima, ma anche nei momenti di festa per garantire la sicurezza di tutti gli italiani. Sì, certo, io naturalmente non posso che, ovviamente per il cappello che porto, che invitare tutti i ragazzi che si sentono di fare qualcosa per la comunità di venire da noi. Noi li vediamo in tantissimi settori, naturalmente quello che è più palese, che si vede di più, è quello delle operazioni strade sicure. Abbiamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze presenti nelle stazioni, abbiamo ragazzi negli aeroporti, per le strade, davanti alle ambasciate, i consolati, dovunque ci sia un possibile pericolo ci sono i nostri. Sono in concorso le forze dell'ordine ma stanno compiendo un'attività importantissima dal punto di vista sociale. Tra l'altro intervengono spesso anche per fermare la microcriminalità, i piccoli delinquenti che comunque possono rubare il portafoglio eccetera, davanti ai nostri, i nostri sono lì e fanno il loro lavoro come se fossero dei poliziotti, come se fossero dei carabinieri. Ma oltre a questo facciamo altre cose. Noi
abbiamo delle squadre di soccorso in montagna che sono costituite da elementi validissimi, che hanno fatto tantissimi corsi, che hanno delle esperienze veramente molto importanti, che affiancano le squadre del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, ma dove ci sono soltanto loro agiscono perché ci sono loro. Quindi un impegno a 360 gradi e tutta l'Italia vi è grata.